sapete di cosa sto parlando. Aspettavate tutti questo video, ragazzuoli? Ebbene sì, tra poco partirò per andare dal mio migliore amico. Non sapete chi è il mio migliore amico? Lo vedrete, comunque è un po' scemo. Eh sì, potete già immaginare quando dico scemo chi è. Detto questo, partiamo. Carl, passami il giubbotto. Oh, grazie mille. Mettiamo il giubbotto e siamo pronti a partire. Oh, oddio, ragazzi, fa un vento assurdo. Siamo appena arrivati a casa del mio migliore amico. Infatti quella lì davanti è proprio casa sua. E se vi state chiedendo il perché è aperta, cioè domandatevi anche il perché non ho il mio giubbotto. Mi sono organizzato con sua madre e ho posato tutto. Tra poco lui arriverà da scuola. Siamo pronti a fargli un piccolo scherzo sorpresa. Ora l'obiettivo, ragazzi, è entrare in casa sua senza che lui lo sappia. Ok, ce la posso fare. Ce la posso fare. Mannaggia. Ok, Sono quasi dentro. ok. Oh! Ce l'abbiamo fatta. E come ci siamo accordati con sua madre, mi ha lasciato la porta aperta. Modalità Crazy Spia è ora attivata. Ok, entriamo. Dov'è la porta? La porta? Ah, è qui, ok, l'ho trovata, raga. Ok, sì, forse Crazy Spia non è stato ottimale al 100%. Entriamo in un modo normale. Sneaky. Siamo dentro! Ragazzi, notate anche voi quello che noto io. Non è ancora tornato! Ora però devo trovare assolutamente un nascondiglio per nascondermi e fargli la sorpresa. Forse questa casa giocattolo potrebbe fare al caso mio. Sì, potrei proprio nascondermi qua dentro, ragazzi. 3, 2, 1, oh! Ai la testa. Ragazzi, ho trovato un nascondiglio perfetto! Mi posso nascondere qui! Sarò irriconoscibile! E in questo modo sarà impossibile vedermi e quindi potrò spiarlo per fargli una sorpresa. La. Ah, che giornata straziante! Ragazzi, avete sentito? È arrivato Foxy, chissà come reagirà quando mi vedrà. Aspetta un attimo, ma questo casco mi protegge? Ragazzi, ma che sta facendo quello stupido? Devo cercare di andare in bagno e nascondermi nella stanza. Ragazzi, Foxy è andato di là! Sapete cosa significa? Che è arrivato il momento di pensare il piano! Ah, se vi state chiedendo come lo vedrete, ci sono telecamere spia nascoste in tutta la casa! Devo pensare un'idea, mannaggia! Oh cavolo! Ragazzi, c'è una pistola! Una pistola Nerf, insomma, quelle di là con cui si possono fare tanti scherzi ai vostri amici! Ho in mente un piano! Mi nasconderò qua dietro E lo torturerò per un po' di tempo, fin quando non mi noterà! da qui, ragazzi! Non mi vedrà di sicuro! Sta arrivando! Ragazzi, sta arrivando! Oh cavolo! Ragazzi, è il momento di fare un piccolissimo scherzo. Ma che cavolo? Ma chi è stato? Non se n'è accorto, ragazzi! Ma
Forse sarà stato un passero che passava. Ma aspetta, non ci sono i passeri in casa. Vabbè, continuiamo a giocare. Ma che sta dicendo un passero che passava? È sempre Foxy, veramente. Io non so da dove gli vengono queste idee. Ragazzi, sto ascoltando musica, non si è accorto. E la musica a tutto volume. Da qui si riesce anche a sentirla. Shh, ora vediamo se se ne accorge. Sicuramente questa volta se ne accorgerà che sono qui, Carico. Non se ne è accorto. Ma riceve colpi in faccia e non se ne accorge questo pirla. Ma sta scherzando. Che cavolo! Crazy? Foxy, ti posso spiegare? Amico mio, ma che ci fai qua? Fatti dare un abbraccio! Amico, come stai? Come stai, bro? Come ci fai? Allora, calma. Innanzitutto ho una cosa da dirti. È possibile che tu rimani sempre stupido? Ma ti ho sparato con l'Nerf 1000 volte e non mi hai notato. Io pensavo fossero dei passeri. Dei passeri? Ma siamo al chiuso, come fanno a essere dei passeri? Oh mio Dio, non ci credo! Ma non si sei qui davvero, deve saperlo tutto il mondo! Mamma! Ma neanche tempo di vedermi e già sbatti la testa, sei proprio un pirla, Foxy! Ai, mi fa molto male la testa! Foxy! Oh, cavolo, scusami, sei pronto ad un mese di avventure? In che senso un mese di avventure? Cosa intendi? Nel senso che rimarrò 2 settimane a casa tua! Non sei contento? Tu a casa mia per 14 giorni. Foxy! Oh! Svegliati! Ho sognato che Crazy Man rimaneva 14 giorni a casa mia. Ho fatto un super incubo. Ma non è un incubo, Foxy! È la realtà! Mi sa che è svenuto. Ragazzi, ma sta dormendo, Foxy! Svegliati! Allora, non sei contento che il tuo amico rimane 14 giorni a casa tua? Ma che vuoi, Crazy? Tu mi distruggerai casa con i tuoi scherzi. È vero che ogni tanto faccio qualche scherzo, però non esagerare, mica distruggo casa io. No, tu non ci resti in casa mia 14 giorni. Foxy, ma noi eravamo migliori amici, io che mi fidavo di te. Pensavo che fossimo amici, mi sono molto offeso. Va bene, diciamo che per questa volta ci rimani, però non combinare guai. Oppure sai cosa ti succederà? Ma da quando uno stupido come te minaccia uno con la banda nei capelli verdi come me? Da quando, Foxy? Vuoi una guerra? No, in realtà sono felice di vederti, amico mio. Allora è vero, mi stai prendendo in giro, mi stai prendendo in giro. Sicuro, Foxy? Sì, sicuro. Ragazzi, passeremo 14 giorni in compagnia del mio amico Foxy. Ne vedremo assolutamente delle belle, ragazzuoli. E gli farò un sacco di scherzi, ragazzuoli. Scrivete nei commenti quali scherzi dovrei fargli. Ehi, vedi che ti sto sentendo. Sì, scusa Foxy, non c'era bisogno di sentire. Che l'avventura abbia inizio.